La Zanzega! Benvenuti a questa puntata della Zanzega, era dalla prima puntata che volevo fare questa fesseria e ci sono riuscito. Bene, ok, non ha fatto ridere nessuno, anzi sono ancora più antipatico rispetto alla settimana scorsa. Benvenuti in questo sabato, oggi parliamo di cose molto interessanti come sempre, siamo sempre in tantissimi e diciamo che si intersecano alcune zone delle nostre tre Venezie che hanno a che fare con la montagna fondamentalmente, perché parliamo soprattutto di Alto Adige, in parte del Trentino per alcune cose, e cercheremo di capire il connubio che c'è tra queste due zone bellissime del nostro bel paese Italia e poi anche col Veneto e il Friuli. Cerchiamo un po' di entrare in questo sorta di giro che mette in luce le qualità, le storie, i prodotti enogastronomici proprio di queste tre meravigliose regioni. Allora, intanto ringrazio tutti perché in una settimana abbiamo fatto 430 like di Facebook, evviva, evviva! Invece dal punto di vista degli ascolti devo dire che le cose stanno andando molto bene perché ci sono centinaia di migliaia di persone che ci seguono e quindi questo gratifica non solo me ma tutti i ragazzi che lavorano a questa trasmissione e devo dire che sono nascosti ma sono in tanti per far sì che questa Zanzega abbia sempre più visibilità. Saluto tutti quelli che ci seguono dal Friuli Venezia Giulia questa sera su Free, saluto chi ci segue ovviamente su Antenna 3 dal Trentino al Veneto. Allora, io farei già un primo giro per presentare i nostri ospiti di oggi, persone incredibilmente interessanti, ma lo capirete strada facendo. Allora, io presento Alberto Raffaelli. Buongiorno. In qualità io ho messo di direttore di questo centro di formazione? Sì, centro di formazione, scuola di ristorazione sostanzialmente. Prepara cuochi e camerieri a Valdobbiadene, una terra avvocata al vino, una scuola che insegna a far da mangiare proprio per unire e favorire accoglienza, turismo. Certo, e tu però sei nativo di, diciamo... Io sono trentino e quindi qua con questi prodotti qua sento il profumo di casa. Ok, benissimo. Poi abbiamo con noi abbiamo Alessandra, eccola qua, non dico il cognome, buonasera a te l'avevo tutti. promesso. Barbierato. Allora, io come potrei definirti? Tu ti occupi di turismo fondamentalmente. Sì, beh, sono una guida turistica e lavoro per l'azienda di soggiorno di Bolzano. L'azienda di soggiorno. Oggi parlerò dell'Alto Adige di Bolzano. Sai che noi veneti facciamo una confusione atomica su Trentino, Alto Adige, sul Tirolo. Sì, lo so. Qualcosa ci dirai perché già sì, io... mi hai subito sgridato fuori onda per dirmi no, non si dice Trentino e basta, Trentino, Alto Adige, giustamente. No, è una caratteristica delle persone che arrivano da noi e la prima cosa che dicono sono contenta di essere in Trentino, al che ogni volta io devo dire mi dispiace signora lei in Alto Adige, perché sia Trentino che Alto Adige appartenevano una volta all'impero austro-ungarico certo. E quindi abbiamo molta storia in comune. E avete anche molte storie in comune con il Veneto, ma poi centriamo strada facendo, come dicevo. Martina Spinell! Buonasera. Eccola qua. Ti vedo che ti sei vestita all'ultima moda per Esatto. venire in trasmissione. Esattamente. Cavalchi le tendenze che arrivano dall'Alto Adige. Esatto, questo è un modernissimo dirndl. Scusa, come si dice? Dirndl, Dirndl. una parola facile facile. Infatti, sembra un codice fiscale. Più o meno, più o meno. E anche tu ti occupi di turismo. Esatto, io lavoro all'azienda di soggiorno di Bolzano e ci occupiamo tutti i giorni di quelli che sono gli ospiti che arrivano a Bolzano principalmente, ma che comunque poi trascorrono giorni, vacanze, soggiorni oppure tornano poi anche per trovarci per qualche ora a Bolzano, in Alto Adige. Quindi fondamentalmente voi rispondete anche alle telefonate di gente che vuole approcciare la regione? Esattamente, noi abbiamo come azienda di soggiorno un infopoint che dà tutte le informazioni per quanto riguarda l'alloggio piuttosto che le manifestazioni, possibilità di escursioni. Questo è il nostro primo incontro con l'ospite. Dopodiché come azienda di soggiorno ci occupiamo anche del marketing, quindi l'organizzazione di eventi, l'accoglienza, la promozione, esatto. Quindi su quello che uno può vedere dell'Alto Adige, chi meglio di te ce lo può raccontare? Di Bolzano soprattutto, di Bolzano, certamente, di Bolzano. E poi ovviamente anche dell'Alto Adige. Confesso addirittura che nonostante abbia solo 19 anni, e si vede, non sono mai stato a Bolzano, nella mia vita, mai una volta, una.
quindi motivo in più conoscendovi sì. per visitare questa, dicono, Ci verrai a trovare. bellissima città. Sì, ti faremo un giro. Se venite a San Donà di Piave ve la faccio vedere, ma voglio dire, in 10 minuti ce lo sbrighiamo. Poi casomai viene anche Ivo Gallo che proprio vi presento, facciamo da guida a San Donà di Piave. Ingegnere Alberto Basso, benvenuto. Benvenuto. Allora, tu sei un giovane ragazzone imprenditore pieno di idee e creatività che però per motivi professionali ha lasciato, diciamo, il Veneto orientale, quindi Esatto. le zone dove siamo nati entrambi, e ti sei spostato in Trentino. Esattamente, più precisamente a Rovereto. Rovereto. Perché a Rovereto c'è un'importantissima iniziativa di natura pubblica finanziata da Trentino Sviluppo e che ha appunto comprato l'ex manifattura tabacchi, una E poi manifattura... vedremo anche, se non sbaglio, un Sì, piccolo esattamente. insert. E ha voluto riqualificare in particolare quell'ambiente, quella zona per dare praticamente lavoro e dare speranza alle nuove aziende, soprattutto nel settore della green economy. Noi, io e Roberto, ci occupiamo di questo settore e quindi non poteva che essere, insomma, il terreno più fertile che potessimo trovare per questo tipo di iniziativa. Infatti con te e con noi c'è anche Roberto Corvaglia, che è lo stesso cognome della velina. Però non sei parente. Tu assieme a Alberto ti sei spostato per questa iniziativa. Per motivi lavorativi. Quindi anche tu ti occupi praticamente della stessa cosa. Diciamo che siamo il cuore dell'azienda, quindi siamo entrambi veneti, però diciamo per motivi professionali spostati a... E avete trovato accoglienza. Assolutamente. Quindi come la puoi vedere, come la puoi definire questa accoglienza di questa diciamo terra che dal punto di vista meravigliosa? professionale sicuramente è un terreno fertilissimo, a parte che c'è una cultura molto più, diciamo, c'è molta più sensibilità per i temi green, a nostro avviso, in Trentino, al Veneto. nostro malgrado, perché ovviamente non rinnego le nostre origini. E per l'accoglienza sicuramente abbiamo trovato un'ottima accoglienza, noi tra l'altro alloggiamo nei dintorni di Rovereto in un bed and breakfast dove ci sembra di essere a casa, perché si trattano davvero come, diciamo, come fossimo di casa, quindi tutto davvero ottimo. Pensate che addirittura, ve lo anticipo e vi invito già ora, se vorrete essere ancora dei nostri, nonostante le nostre due ragazze hanno fatto molta strada, ma... Io? Lei era... Io ho 19 anni ma sono vecchio dentro. Ti ringrazio. Allora dicevo che faremo una puntata, proprio verrà una proloco di Mori, che è un paese, Alberto, Trentino. che forse conosci, presumo. Sì, a pochi chilometri. Perché fanno una festa, fanno un sacco di iniziative, fanno una festa a ottobre che si chiama Ganzega, che praticamente è la stessa festa che noi abbiamo ricreato su questo tavolo, da cui prende il nome la nostra trasmissione. Fondamentalmente loro sono, diciamo, i tenutari di questa sagra pubblica che ha il nome e lo stesso spirito che noi vogliamo appunto rivivere in questo studio, per cui verranno con i costumi tipici anche loro, ci porteranno dei prodotti, insomma, se vorrete io già vi troverete bene questa sera, vi invito a ripartecipare perché più numerosi siamo, secondo me più festa e confusione facciamo, che è anche il mio obiettivo. Allora, tra l'altro, prima di, anzi, presentiamo i nostri, io alle mie spalle e alla mia sinistra, c'è un motivo per questo comunque, alle mie spalle e alla mia sinistra, abbiamo una band che suona la musica con le chitarre e i microfoni e la batteria. Ciao Lele, no, è bello che tu mi abbia presentato dopo la parola confusione, hai detto Sì. faremo molta confusione e poi hai presentato noi. Beh, Tra grazie. parentesi, poi Tony mi dirà in regia se è meglio che guardo Ivo, no, è meglio che guardo in camera. Ivo lo vedete sempre all'esterno di questo studio, adesso è qui. E perché sei qua, scusami? Al freddo e al gelo. Oggi... Io non ti ho sono invitato comunque, Ah no? No, assolutamente no. Mi sembra diverso. Ah, ok. No, finalmente, ogni volta vado in giro a parlare con la gente al freddo, mentre voi qui banchettate, bevete vino, mangiate prelibatezze varie, come vedo anche oggi, e almeno questa volta... Ti vuoi sbronzare qua, non fuori, insomma, bravo, questo è l'obiettivo. perché la zanzega è la TV? Che ingrassa e sbronza, bene. Bravo. Scusate, questo payoff meraviglioso che abbiamo inventato, ci avevo messo un anno per capire quale poteva essere il payoff corretto, la TV che ingrassa. È perfetto. Tu sei in dieta e quindi picche, anche perché lo speck ce lo cucchiamo noi. No, però se vuoi berti un'ombretta, non fare complimenti. Vogliamo presentare i giovanotti che hai Bravo, vicino a te? infatti i miei amici di musica e anche di ombre ovviamente. Detta Alla così. mia sinistra c'ho il bass guitar man, l'uomo che suonerà il basso, Giorgino, il mio caro amico Giorgino. Lui suonerà il basso, come potete vedere. Abbiamo anche Alberto Basso qui. Un comico, lei.
Questa era bella. Magari lui lo invitiamo a Pasqua, perché si chiama Pasquale di cognome, per continuare. C'è qualche Natale in studio? I ragazzi, nessuno di cognome Natale? No, bene. Comunque Alessandro alla chitarra e il buon Paolino, l'ultimo arrivato in famiglia, idea bendata, appunto il nome della band, Paolino alla batteria. Alla batteria, sai che da noi batteria... non so se da noi facciamo batteria significa facciamo confusione, festa, solo da noi si dice secondo me. Comunque alla fine perché Ivo Gallo ha rinnegato le sue origini bassoplavensi, mai rinegate, ecco. Perché lui è un uomo del litorale, un uomo della festa estiva. Esatto. I ragazzi mi pare che fanno festa con te d'estate, no? Sì, sempre. Sempre. No. Poi ogni tanto possiamo anche dirlo che d'estate tu fai una confusione atomica a Jesolo, no? Sì, ma anche più di ogni tanto se vuoi. Tutte le sere tra l'altro. Tutte le sere, esatto. E non perde mai la voce. Esatto. Allora, come vedete la festa sarà dedicata a questi bellissimi prodotti, a queste iniziative e all'operosità del Trentino e dell'Alto Adige, del Trentino Alto Adige, e ci sarà la musica ottima, di questo ti ringrazio, di Ivo Gallo and the Band. Ok, noi facciamo una piccolissima pausa, a fra poco con la Zanzega. La Zanzega, non dico più la TV che ingrassa. Allora la faccenda è nata perché, come anche voi avrete poi l'opportunità di osservare da casa o via web, siamo tutti un po' più larghetti in TV. E uno fa, caspita, ma che grasso che sei. Poi nel mio caso è anche un po' vero, però in generale non preoccupatevi se avete una taglia in più, è dovuto proprio al meccanismo di trasmissione. E quindi si dice che la TV ingrassa. Quindi quando vedete quelle super top model magrissime in TV, probabilmente sono ancora più magre di quello che si vede. Giusto per... Allora, io sono entrato in questa trasmissione, sono totalmente sul pezzo, perché sotto consiglio di Ivo Gallo, che ce l'ho qui oggi e lo può confermare, ho messo il fondotinta. Così diciamo il mio volto è meno rovinato dai riflettori dello studio di Antenna 3 in dizione. Esatto, io te l'ho consigliato ma non lo uso. Infatti, perché volevi che vedere come funzionava su di me per poi casomai provare. La cavia di Ivo Gallo. Benissimo. Allora, caro Alberto, abbiamo parlato di questa iniziativa che vi ha portato come dei piccoli emigranti locali, diciamo che poi non è che siete andati tanto lontano, in un posto però che vi ha riservato delle opportunità forse maggiori. Se non sbaglio abbiamo intanto un piccolo video che presenta la vostra iniziativa e attività. Direi a questo punto al nostro regista, al buon Tony, di mandare il primo video in dea dei ragazzi. 3, 2, 1. Complimenti, perché veramente la produzione del video è ottima e credo sia anche ci sia un grosso lavoro prima creativo al di là del video
alla base di quello che state combinando. Roberto, cosa in sintesi abbiamo visto? Cioè l'abbiamo visto, però... Beh, partiamo forse dall'ultima frase che c'è, Design in Italy. È un prodotto italiano di nostra ideazione e produzione, è un brevetto. Si tratta di un modulo fotovoltaico ibrido, quindi produce sia energia elettrica e termica. Adesso non vorrei tediarvi con discorsi troppo tecnici che magari... Comunque, a nostro avviso è diciamo, un primo passo verso il riscaldamento del futuro, quindi l'abbinamento alle pompe di calore, sia per una questione di sostenibilità ambientale, energetica e quant'altro, sia anche perché ci stanno un po' portando con i nuovi regolamenti verso questa direzione. A nostro avviso il futuro passa per prodotti di questo tipo. Diciamo, siamo all'inizio di un percorso, però vediamo che stiamo raccogliendo molti consensi, cominciamo ad avere anche dei contatti all'estero, quindi siamo molto fiduciosi e questo magari lanciamo anche un messaggio a chi ha difficoltà, ai giovani. Diciamo che con l'impegno, con un po' di determinazione, ogni tanto forse anche cocciutaggine, diciamo, si può ottenere un risultato. Si può. Tra l'altro io il giovanotto Alberto, lo chiamo sempre così, l'ingegnere, perché ogni tanto i titoli bisogna anche darli, no? Io ho fatto anche fatica, ho studiato, si è laureato. Sono dottore anch'io, non si direbbe, ma non medico, ma sono laureato in... Però col fondotinta. Sono laureato in sciocchezze, ho fatto il DAMS e ho il fondotinta, quindi voglio dire, questo è quello che è venuto fuori. Ho fatto il mio liceo scientifico, ma non mi ricordo più niente di latino, tranne la prima declinazione. Detto questo, volevo dire che il buon Alberto, io ho visto in questi anni cosa combinava, perché in effetti c'è un lavoro alle spalle prima di arrivare a queste cose qua, che è partito da mo', insomma, non è arrivato all'acqua di rose. Assolutamente, sicuramente l'impegno viene sempre premiato in qualche modo e lo stiamo vedendo anche insomma, con Roberto, insomma, lavoriamo da parecchio tempo insieme, nessuno regala niente, soprattutto quando si va a proporre qualcosa che è completamente diverso dagli altri. A volte si vedono per pazzi, abbiamo avuto tanti scontri anche costruttivi, insomma critiche costruttive, però pian piano stiamo vedendo che, non dico che abbiamo ragione, però che ogni tanto cantare fuori dal coro non è sempre sbagliato. Infatti Revo è il nostro primo prodotto di una serie di prodotti che abbiamo in progetto. Revo è già brevettato, è già stato riconosciuto, ne ha 2 brevetti. Ma a livello nazionale o anche... No, a livello internazionale, sì. A livello europeo, sì. Esattamente. Però con il 2014 abbiamo un'altra gamma di prodotti. In cantiere che stanno per... Sì, in realtà abbiamo già progettato tutto quanto, faremo la richiesta di brevetto qua a breve. Brevetto? Brevetto qui a breve, in effetti. Sono simpaticissimo, scusami Alberto. Figurati, è un piacere. E sempre nella stessa ottica, cioè riscaldamento del futuro e sostenibilità sicuramente ambientale, dedicati al residenziale sicuramente, ma perché no anche al commerciale, insomma anche a pannoni. Sì, alle industrie. Esattamente, sì. Diciamo tutti gli impianti laddove si possa usare una pompa di calore sicuramente, e non solo. E questo diciamo pure nel dettaglio, poi insomma potremo... Sì, ma diciamo che non si può non andare verso quella direzione, perché questo mondo purtroppo... Esatto, quindi sistemi a bassa entalpia, quindi a bassa temperatura. Secondo noi le vecchie tecnologie tipo la caldaia a gas o a gasolio o altre tecnologie che non sto qui per una pubblicità negativa. Ormai desuete. Esattamente, sono sicuramente passate. Il futuro è sicuramente la bassa temperatura per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento. Ma significa che uno quindi ha più freddo in casa? No. Ti ho fatto la domanda apposta. Esattamente. Significa che... La domanda del conduttore! Esattamente. Significa che riusciamo a ottenere ancora più comfort laddove riusciamo a distribuire in maniera migliore una temperatura più bassa rispetto a quella che abbiamo il 99% a casa. C'è uno spreco incredibile. Esattamente, spreco e costi e manutenzioni e insomma adesso gli impianti sono inquinamento e tutto quello esattamente. Benissimo, poi entreremo anche nel dettaglio di quella bellissima ristrutturazione dove avete trovato accoglienza e sede, lo faremo dopo la prossima pausa, perché volevo, intanto volevo chiedere a Alberto se può stappare una bozza, sì. Che così... e poi volevo lanciare i nostri divi della musica che abbiamo in studio con noi, la band capitanata dal nostro Ivo Gallo, l'uomo Zanzega, che ci suona qualcosa. Una piccola introduzione, sì. Posso? Scusa, certo. Mi permetto, mi scusi signor. Anzi, è bello Dottor. è bello
questa cosa, soprattutto perché alla Zanzega tutti ci diamo del tu e secondo me è già una cosa piacevole questa. Questo è un piccolo appunto. No, proprio perché l'ingegner basso Alberto, visto che ci danno del tu, che non viene è suonato, giovane assieme anche a Roberto, sono ragazzi giovani che si danno da fare. Questo pezzo è stato scritto da una ragazza di 25 anni, ormai sono passati tanti anni, e proprio con l'intenzione di urlare a pieni polmoni quello che voleva fare e ce l'ha fatta, quindi un po' come loro. Io non ti chiedo altro, tu poi casomai... On my life and stand, try to get that great big head home for a destination. I realize quickly when you want to shoot that wrong, and I thought it's but a good on man. But with that feels when so I cry sometimes when I can't play just getting what in my head and I stop feeling only a million. When so I leave my hands and my side I think breath again, feel I can die, screaming from my heart, what's going on? When I say Grandissimi ragazzi! Questa ragazzina di 25 anni, adesso ho capito chi era allora. Eh sì, Linda Perry, la Che è cantante una del grande Forno Bronx. autrice, vero? Esatto, è diventata grande autrice e scrive anche per Pink. Era quella col cappello, le Forno Blondes. Esatto. Insomma, ho lavorato 20 anni in radio, fortuna un po'... Hai lavorato 20 anni in radio e hai detto che hai 19 anni prima, qualcosa non quadra. Ho cominciato a parlare ancora prima di essere concepito. Ah, ok. Noi abbiamo fatto un brindisi nel frattempo, poi vi porteremo un'ombretta anche a voi, perché Grazie. volevamo un attimo, io avevo un po' la bocca ancora, no? Sabato sera è giusto bere un bicchiere, poi io sono in bicicletta, quanti 18 chilometri fino a San Donà? Sì, 18,70. La corsetta notturna mi aiuta, anche perché dopo questa trasmissione prendo 1 chilo e quindi è giusto che mi faccia una corsetta. Sto dicendo una serie di fesserie inutili e quindi vi chiedo scusa. Facciamo una piccola pausa e poi entriamo con questo bellissimo libro di Alberto Raffaelli. A fra poco. Eccoci qua, la Zanzega. Allora, vi ho chiesto ragazze come si dice Zanzega dalle vostre parti, se esiste questo tipo di festa o no? Sì, esiste. E in tedesco si dice Firstfest. Firstfest. Esatto. Che quindi non è la costruzione proprio di tutto il tetto, ma solamente la parte riguardante il sottotetto, quindi non ancora la posa delle tegole. E infatti no, comunque ci accomuna questa cosa, perché anche qui quando si arriva prima di mettere la copertura finale si mette una frasca a Da segno noi che... è un piccolo abete, perché chiaramente... Sì, chiaro che avete pioppi, castagni e basta. Non so neanche che altitudine siamo, per esempio a Bolzano. Bolzano è sono bassa. 260. Perché è in una famosa conca Sì, si dice, esatto, no? Che fa un esatto. caldo terrificante, o sbaglio, o Trento? Sì. No, fa caldo. Se vuoi patire le pene d'inferno, In estate... feltre d'estate, Trento d'inverno. Feltre d'inverno e Trento d'estate e feltre d'inverno. E quindi sapevo che c'era non mi ricordo se era Trento No, comunque da noi è molto caldo d'estate e d'inverno abbastanza freddo, ma poi adesso la temperatura si è globalizzata, non si capisce più bene che tempo farà. Beh, anche colpa loro, Comunque... si è globalizzata la temperatura, che fanno Sì, caldo giusto, dappertutto. Voi loro... Facciamo la Zanzega dopo aver messo l'impianto. No, tra l'altro
tutto quello che è successo anche a livello, adesso non voglio essere troppo serio, è dovuto proprio all'inquinamento di cui questi giovanotti tendono a trovare un rimedio, come si dice, ecosostenibile alla fine. Alberto, tra l'altro appena ho visto questo libro mi è venuto in mente che se è quello che dico io ci sono stato in questo posto, perché tu sei sì trentino, però vivi... Io sono nato a pochi chilometri da dove loro hanno installato la loro azienda, a Volano, 2 chilometri sopra, che è nel circondario Loreto, insieme a Isera, famosa per il Marzemino, eccetera. Però appunto dirigo la scuola Valdobbiadene, una scuola di ristorazione, vuol dire che formiamo i ragazzi a diventare cuochi e camerieri, che è uno dei lavori più belli del mondo, perché i ragazzi, al di là delle battute, è un settore ancora dove i ragazzi possono trovare lavoro. Chiaramente il lavoro nella ristorazione è un lavoro molto flessibile, però ancora è un settore dove si lavora. Tra l'altro sono stati ospiti qui in studio, tu conoscerai Francesco Dotta, immagino, che mi ha parlato di te, non puoi non invitare... Sbagliando, dicendo delle falsità. No, sicuramente ragione, anche perché la pubblicazione... L'autamente retribuito, per cui... lui proprio in una puntata sono stati ospiti un padre e un figlio che sono della scuola di Padova, credo, il figlio va a scuola a Padova, è di Venezia, e lavora col padre come panificatore e studia nella scuola di Padova, ed era stato bello perché al di là che il ragazzo era molto simpatico, ci piaceva proprio l'idea di come state trasmettendo queste, chiamiamole, antiche tradizioni culinarie a dei giovani che hanno 18-20 anni, perché questo ragazzo ne aveva 17 addirittura, ed era quel padre qui in studio che impastava il dolce di San Martino, che è un dolce tipico veneziano. Come la vedi da questo punto di vista? Cioè, si è perso qualcosa o c'è possibilità che ritorni in auge quello che siamo sempre stati? No, sicuramente sì, cioè, io credo che noi nei giovani dobbiamo aver fiducia, perché spesso si dice abbiamo fiducia nei giovani, poi quando si tratta di prendere qualcuno si prende uno con esperienza, anziano, eccetera. Invece bisogna saper rischiare con i ragazzi. Noi tra l'altro in questo senso abbiamo anche lanciato delle attività che chiamiamo ristoranti didattici, cioè come succede in Europa che ogni scuola ha un ristorante aperto al pubblico, anche noi facciamo delle attività in cui i ragazzi sono direttamente con il cliente. Chiaramente buttando un giovane dentro l'agone del confronto diretto col cliente a volte può anche sbagliare, ma può tirare fuori delle cose straordinarie. Noi lavoriamo prevalentemente con i prodotti tipici e questo è anche una cosa straordinaria dal punto di vista culturale, diciamo così, nel senso che facciamo entrare in molti ragazzi stranieri che sono qua oggi nella nostra terra. Noi abbiamo normalmente una media di un terzo di ragazzi stranieri iscritti alle nostre scuole. Attraverso la cucina entrano proprio nella tradizione, i dolci di Natale, che adesso vediamo qua sulla tavola, dopo speriamo che li mangiamo, il Selte, famoso trentino, no? E attraverso questi piatti entrano nella cultura, ogni piatto è legato a una storia alla fine, no? Ma scusami, quindi i ragazzi che tu formi, che voi formate a Valdobbiadene, terra tra l'altro del Prosecco, se vuoi poi qualcosa possiamo anche dire, quindi i prodotti tipici sono legati alla terra dove c'è la sede scolastica oppure è una cosa più generale, voglio dire? Allora, noi formiamo i ragazzi sui prodotti tipici della terra dove siamo. Quindi di Valdobbiadene in questo caso? Io dico sempre poi ai ragazzi, andrete a fare i cuochi a New York o a Londra e farete la cucina che troverete lì. Fare i prodotti tipici vuol dire, lavorare i prodotti tipici vuol dire lavorare sulla stagionalità, per esempio, quindi prodotti freschi, ma soprattutto poi la ristorazione è un grandissimo campo da gioco dove i ragazzi imparano la cura delle cose, cioè è la differenza tra il paston, no? Mescolare tutto insieme senza ordine. Il pastron. E il paston. Il paston, quello che si dà al maiale. Esatto, è la differenza tra il paston, tra il nutrirsi e invece il seguire con cura, rispettando ogni alimento per costruire delle cose straordinarie che, ripeto... Infatti, guarda, mi hai dato quasi il là per chiedere alla nostra Alessandra cosa diavolo abbiamo su questa tavola. Abbiamo dei prodotti tipici che abbiamo portato perché chiaramente il turismo passa per la gola, io dico sempre, quando noi andiamo in un posto è giusto che assaggiamo i prodotti locali perché si capisce molto mangiando le cose tipiche. Venire a Bolzano e mangiarsi un hamburger col cheddar... non è sua madre, non è sua madre, come si dice. Allora qui abbiamo appunto...
alcuni prodotti che possiamo vedere poi anche su quel tavolo di lato. Sì, poi casomai ci alziamo anche verso i prodotti. Ok, possiamo vedere anche questi. Allora qui abbiamo del pane tipico, un pane che ha un'origine antica, senza lievito e fatto per durare. Perché una volta il pane veniva fatto 2 o 3 volte l'anno e basta dai contadini. E quindi poi vedete la forma, è un pane molto piatto e duro. Infatti quando si mangia con lo speck il formaggio si rompe con il pugno, solo che qui non voglio sporcare la tovaglia, e poi si fa 1000 pezzi così. Ecco. Mi fa pensare a, scusami, mi evoca sensazioni magrebine, adesso dico una fesseria. Nel senso, senti il profumo? Mi fa pensare a, sai, quando vedi i nordafricani che mangiano, sì. Forse quello è morbido però. Sì, quello è morbido, anche esatto. il pane sardo è più fine. Profumatissimo questo. Segala. E questo appunto di solito si accompagna con lo speck è questo, quindi coscia di maiale che è soggetta ad una particolare lavorazione. Prima di tutto si scelgono delle cosce magre provenienti da allevamenti locali. Si vengono subito marchiate in modo che tutta la produzione verrà poi assicurata come garantita del territorio. È un GGP. Indicazione geografica protetta praticamente. Sì, lo sapevo in realtà, sì, immagino. E viene poi salmistrata con spezie, sale, pepe e diciamo che questo è un importante momento perché ogni produttore poi dà il tocco, è questo diciamo la differenza, perché a seconda delle spezie poi abbiamo sì, esatto, un aroma diverso. Dopodiché viene affumicato e stagionato, lasciato all'aria di montagna, la nostra, e durante questo periodo si forma una leggera muffa che serve a mantenere il prodotto morbido. Questo periodo che dici del mese di dicembre, per intenderci? Di solito il maiale si uccide in inverno. Sì, a novembre. Sì, esatto, tardo autunno. E poi dopo circa 6 mesi, diciamo una media. Arriva in tavola dopo 6 arriva mesi. in tavola. Chiaramente poi i contadini magari lo possono stagionare anche di più. Si so che c'è quello un po' più morbido, quello Esistono morbido. poi tanti tipi di speck, questo qui è lo speck classico, i contadini invece mangiano uno speck che per me è ottimo, però sembra che sul mercato non abbia tanti estimatori perché adesso non va molto il grasso. Lo speck di pancia che è basso così e vi assicuro che è squisito, cioè ha alternato delle strisce grasse magre, è la pancetta praticamente. Sì. Però la fumicatura che è fatta con legni non resinosi perché non deve essere troppo aromatica. Quante ne sa? Perché a me piace mangiare, oltretutto. Si direbbe perché sei... Lo dicono tutti. Vedrai che poi sarai anche tu ingrassata e ti guardi sabato. La TV che ingrassa e col fondo tinta. Vabbè, scusami. E quindi poi quando viene mangiato questo speck si toglie un po' di questa muffa e poi si degusta. Allora noi siamo abituati a mangiarlo, noi intendo in Italia, con a fette, giusto? Sì. A fette sottilissime. I duetti abbondanti di speck. Invece in Alto Adige, diciamo i locali, quelli di madrelingua tedesca. Col coltello lo chiamano a tavoletta, cioè si prendono delle striscioline di speck, quindi non così largo, più stretto, e ognuno se lo taglia a pezzettini sottili, però chiaramente non sottilissimi, e si mangia con questo pane che è appunto lo Schüttelbrot. Schüttelbrot, allora, oltre allo speck vedo che ci sono dei formaggetti. Sì. Poi Alberto abbiamo ritardato però vabbè insomma. Ti interessa, vero? Sì. A voi interessa? Sì. A voi interessa o proprio state pensando alla canzone, no? Sol diesis. Scusate, non volevo interrompervi. Prego, scusami. Allora, noi abbiamo portato alcuni formaggi, quindi sicuramente l'elemento il latte.
Sì. Noi in Alto Adige abbiamo una vastità di alpeggi, quindi di possibilità per le mucche di pascolo che danno quindi... Saranno più mucche che abitanti in Trentino Alto Adige? No, dico, come numeri. Le ultime stime sono 75.000. Mucche? Sì. E abitanti? Allora, Bolzano sono 100.000 Quindi circa. sono 400.000 tutta la regione? 300.000? Sì, circa. Beh, insomma, un buon numero di mucche. Buon numero. Se le mangiate tutte voi, mangiate bene. Niente più latte, niente più spesso. Ok, scusami, io interrompo, ma... Niente, abbiamo portato un formaggio d'estate, un formaggio di malga e questo invece che è un formaggio più piccolo, un pochettino più compatto, proprio come tipo di pasta, è invece un formaggio di capra. Eccolo qua. Esatto. Formaggio di capra, di cui stiamo parlando, ecco che lo inquadro a favore di camera, regia tutto a posto, eh? Bene! Formaggio E questo accompagnato poi con lo speck fa parte proprio delle classiche merende, quindi una volta fatta la passeggiata in montagna ci aspetta un tagliere di affumicati sicuramente, quindi abbiamo lo speck, i Kaminwurz, che sono questi salamini molto più duri come consistenza, stagionati, perché vengono affumicati, esatto. Quindi abbiamo gli affettati, abbiamo queste Kaminwurz, i formaggi, e poi si è pronti per fare una nuova camminata. E fare anche una zanzega. Bene, io chiedo scusa a chi ci sta guardando se ogni tanto faccio delle sciocchezze, ma d'altra parte non riesco ad autobloccarmi e censurarmi. Il delirium tremens che in me ogni tanto esce. Poi ci direte che cos'è quel centro tavola, l'ho chiamato così, solo il nome, scusami? È una corona d'avvento. Una corona d'avvento. Allora, rientriamo con la corona d'avvento e il bellissimo libro di Alberto, L'Osteria Senz'Oste, a fra pochissimo. Eccoci rientrati, come vedete l'inquadratura richiama proprio questo centro tavola dell'avvento. Martina, e quindi? Questa corona dell'avvento... Corona, non centro tavola, ho sbagliato. Si usa però anche generalmente... Quindi non ho sbagliato fino in fondo. No, Boh. Esatto, come centro tavola. Ok, scusa. È un simbolo proprio del periodo dell'avvento in Alto Adige, perché ricorda il passare domenica dopo domenica del periodo che ci porta al Natale, quindi ogni domenica si accende una candela e la tradizione riporta quella leggenda di un teologo tedesco che aveva adottato diversi bambini e, dovendo spiegare loro come si arriva al Natale, il passare del tempo fino a Natale, aveva appunto creato questa corona dove ogni giorno venivano accese le candele e man mano ci si avvicinava al periodo del Natale. Certo. Chiaramente poi questo ha un significato anche legato al periodo dell'Avvento dal punto di vista religioso, quindi abbiamo le 4 domeniche dell'Avvento e quest'anno ad esempio al mercatino di Natale di Bolzano abbiamo voluto spiegare come si realizza anche una corona e abbiamo offerto ai nostri ospiti, ma anche ai bolzanini stessi, la possibilità di partecipare a laboratori natalizi dove abbiamo appunto creato delle corone fatte a mano, perché non è così impossibile da fare, quindi la soddisfazione si può tranquillamente di avere... fare in ogni casa, voglio dire, certo, senza... basta avere il materiale giusto, quindi una base circolare dove... linea, quei sistemare poi i rametti e decorarla, quindi è un simbolo per noi che si trova praticamente in quasi tutte le case e ricorda appunto l'avvento e tutto l'avvicinarsi del periodo di Natale. Alberto, da noi non credo ci sia questa corona, almeno da te. Casa mia sì, perché siamo di origine sì. trentina, però sì, qui in Veneto non è molto frequente vedere. Invece a Valdobbiadene San Nicolò c'è oppure no? Si festeggia? Si festeggia un po' Santa Lucia, un ecco, po'... da noi per esempio a Venezia no, per esempio. Non esiste proprio, come a Verona oppure a Rovereto, eccetera. Poi il classico albero. Allora, volevamo approfondire questa tua pubblicazione, che tra l'altro è edita da una etichetta che fa dei libri incredibili, insomma io ne ho letti parecchi. L'Osteria Senz'Oste esiste? Sì, allora l'Osteria Senz'Oste esiste e consiglio a tutti di andarla a vedere perché è un posto straordinario. È un vecchio casolare nel più bel posto di Valdobbiadene, sopra le colline, la valle del Cartizze, sotto Col Vettoraz, che è anche una famosa cantina, sì. E chi l'ha inventata, questo oste che non c'è, ha deciso di
creare un posto dove uno che arriva, passeggia, può trovare dello speck, della soppressa in quel caso, no? Sto formaggio, pane, e non c'è nessuno che controlla, c'è solo un piccolo salvadanaio e uno può mettere lì i soldi per quello che ha consumato. Una sorta di offerta, diciamo, o c'è un prezzario? No, c'è un valore iscritto sugli alimenti, ma è chiaro che è una cosa, da un certo punto di vista, sorprende e mette in imbarazzo, perché non c'è nessuno che controlla, non ci sono scontrini, non c'è niente. Attorno a questo posto, che è un posto straordinario, bellissimo, io ho costruito un romanzo dove ci sono storie di personaggi che per qualche motivo, in qualche modo, poi convergono tutti attorno a questa osteria. È un giallo da una parte, perché c'è un'inchiesta attorno proprio a questo posto, no? Perché è un posto che genera anche invidia da una parte, o comunque domande, curiosità, eccetera. E poi ci sono storie invece, alcuni di questi personaggi sono personaggi proprio della vita di tutti i giorni. C'è un carrozziere che si è inventato un metodo strano per aumentare i propri affari, all'inizio era partita con dei gatti che faceva attraversare la strada, poi l'automobilista li ha messi sotto, allora alla fine si era procurato una pecora. Ecco, la pecora è uno dei protagonisti del romanzo. La pecora in quanto animale? C'è una pecora, sì, che gira per tutto il romanzo, viene incrociata dai vari personaggi e diventa un filo rosso all'interno del romanzo. Ecco. Non so, secondo te è possibile leggere qualche riga giusto per gradire alla fine? Sì, se volete vi leggo 2 battute su uno dei protagonisti, è un ragazzo brasiliano che è arrivato. Quindi questo ragazzo arriva nell'osteria sostanzialmente? No, qui viene presa da lontano la storia. Questo ragazzo è un ragazzo brasiliano, a Valdobbiadene ci sono varie famiglie brasiliane, e studia, viene espulso dalla scuola, solo che arrivato a 18 anni si dimentica di fare il permesso di soggiorno, quindi diventa un clandestino. Certo. No? E leggo. Sì. No? Viene espulso dalla scuola e lui va a lavorare in nero, essendo scuro di pelle, pallido, no? sì. Esatto. Va a lavorare da questo carrozziere che ha questo strano modo di fare affari. Eppure, dice il romanzo, anche in una situazione così precaria, Adam era assolutamente convinto di avere un asso nella manica. Quando doveva affrontare quell'argomento, lui, che normalmente si esprimeva a fatica in una lingua che era una via di mezzo tra l'italiano degli stranieri e il dialetto veneto, diventava splendido. I suoi interlocutori si trovavano davanti a un ragazzo alto, grosso, di pelle molto scura, che con assoluta naturalezza gli spiattellava tutto d'un fiato la storia del nonno, italiano, di Parma, che da giovane era emigrato in Brasile e lì si era sposato con una brasiliana e tutti i documenti parlavano chiaro ed erano a posto, e faceva Alfredi di cognome, che per qualche motivo i funzionari brasiliani avevano trasformato in Alvarez. Ma un suo secondo cugino era riuscito a farsi riconoscere la nazionalità italiana, ed era questione di settimane e sarebbero finalmente arrivate tutte le carte del Brasile, e lui avrebbe ottenuto la sua nazionalità vera, quella italiana, e avrebbe cambiato cognome tornando ad avere quello giusto, Alfredi, appunto, quello del nonno, italiano di Parma. Nessuno, assistendo ad una di queste arringhe improvvise, aveva mai osato chiedere ragione dell'evidente contraddizione tra quel racconto e il colore sfacciatamente nero della sua pelle. I più eruditi cercavano di rovistare nella memoria per ritrovare le nozioni imparate a scuola sulle leggi di Mendel, o era Darwin. No, lui era quello delle scimmie e non c'entrava. Mendel sì, era lui, quello dei piselli, o forse erano fagioli, verdi, bianchi, per trovare una qualche giustificazione dei meccanismi ereditari per cui dal nonno italiano di Parma era potuto discendere quel ragazzo grande, grosso, scuro di pelle come un brasiliano. I meno eruditi si bloccavano banalmente, ma non del tutto senza ragione, al problema della nonna, a come doveva essere stata nera per aver avuto come nipote, con un italiano, un ragazzo così. Quindi molto più nera. Quindi c'è una storia anche di integrazione fondamentalmente, sì, di questo, pensa alla straordinarietà dell'argomento, perché nonostante tutto ancora questo ragazzo era clandestino, incredibile. Cioè, incredibile. Ed è meno fantasiosa di quello che sembra questa storia, si rifà a tanti ragazzi che assolutamente sono in Veneto. specchio di una realtà, cioè, Esatto. che tu vedi a scuola. Assolutamente. Questo è solo un piccolissimo estratto, anche divertente, dell'Osteria Senz'Oste, scritto da Alberto Raffaeli, che con piacere è venuto alla nostra tavola quest'oggi. Poi entreremo invece nel dettaglio anche del tuo lavoro, non da scrittore, ma da direttore e insegnante. Intanto io inviterei i nostri ragazzotti a produrre dal vivo, rigorosamente dal vivo, un brano per la Zanzega. Ok, vai.
Idea bendata! Oh, grazie, bravo, quello è il nome giusto. Questa canzone è uno standard, diciamo. Sì, lo standard rock, tra l'altro è stata valutata come, credo al 402 come posti sulle 500 canzoni più apprezzate dalla rivista, sì, l'indagine ha fatto la rivista Rolling Da farti un Stone. domandone, e le prime quali saranno? Tipo Yesterday dei Beatles, Sì. Imagine? Sì, credo sia, sì, nelle prime 10 Imagine. No, beh, i Beatles tra le prime 50 ne avranno almeno 12-13. E non c'è Saio? No. Bei ricordi, quando eravamo giovani, sì. Io ti ho comprato a Bologna, mi ricordo. Perché una volta si comprava lui, cioè nel senso Sì, andavi là. sì. Forse Lele è stato uno dei tre, dopo mia mamma e mio fratello, che hanno comprato il mio disco. Anche Andrea Bedin. Anche Andrea Bedin, esatto. Andrea Bedin, tra l'altro, cari miei ospiti, è un caro amico che abitava con me a Bologna, facevamo il Dams insieme, e lui, tra l'altro, giusto per riconoscere, era il figlio di Gianfranco Bedin, storico calciatore dell'Inter, della mitica Inter, mediano, era un mediano. Insomma, mi ricordo che una volta passo per, adesso, giusto per fare un aneddoto divertente, cammino per una delle vie principali di Bologna, dove c'era la Ricordi, che non so neanche se esistono più la catena di dischi Ricordi, non credo, no, non c'è più, sto negozio per il Natale, eccetera, perché era inverno, mi ricordo che c'era la foto di Ivo Gallo, incredibile, e fa, Ivo Gallo, cosa fa qua? Ed era appena uscito quel singolo, mi ricordo... Sì. Tra l'altro è anche una bella canzone che prima o poi mi farai. Sì, dai, te la faremo. Allora, il tempo passa inesorabilmente, Pantarei, tutto scorre, ho fatto il liceo scientifico, mi ricordo questa, e Semel in anno, licet insanire. Una volta all'anno possiamo anche sbronzarci o fare un po' di disastri. Bene, noi lo facciamo tutti i sabati alla Zanzega, piccola pausa fra poco. Sono in onda alla Zanzega e sto guardando la camera. Ho visto anche il bagno prima. Adesso guardo la camera. Esatto, vabbè. No, ma perché ho quel fondotinta, ragazzi. Allora, mentre guardate Martina cosa sta combinando, ha praticamente affettato questo spec di qui sopra, di cui abbiamo parlato prima. Però vedo che il nostro Alberto, non l'ingegnere, ma Alberto, il nostro scrittore, formatore, appassionato di anche vini, presumo, immagino, si sta per aprire una bozza di un vino che io pensavo fino a un minuto fa che fosse appunto del Trentino. No, invece è cosa un succede? Traminer, il Traminer è un vino bianco straordinario, che poi c'ha anche poi vari come dire, sotto derivazioni. Il più famoso è il Gewürztraminer, che è un vino aromatico straordinario. Che dicevi che è il vino più conosciuto? Sì, il Gewürztraminer è un vino che viene prodotto a Termeno, Sì. ed è nel mercato italiano il più venduto sul mercato italiano, tra i vini sudtirolesi. Sì, La provincia di Bolzano ha dei vini straordinari, anche nell'altopiano di Appiano. Bianchi, no? Vini bianchi. Bianchi e anche rossi. Anche rossi. È la zona del vino, quella che diceva Alberto, è attraversata dalla strada del vino, ci sono tantissime cantine. E appunto è la zona vinicola per eccellenza, il 75% dei vini altoatesini arriva da lì. Io apro intanto il Traminer. Abbiamo perso. No, pensavo che io mi dicesse qualcosa invece. Mi parasse il... Ok, guardate che bontà, adesso potete anche mangiarla senza problemi. Mentre invece il nostro Alberto apre la bozza, noi guardiamo, ragazzi, mi rivolgo ad Alberto, che oggi non lo suoniamo ma lo sentiamo raccontare il suo bellissimo lavoro, e Roberto, questo video che un po' identifica la zona e dove avete trovato accoglienza in Trentino. Regia, caro Tony, lanciamo il video dei ragazzi.
Adesso appunto i ragazzi Indea. Avete visto la professionalità, la cura che c'è nei dettagli di questa trasmissione? Incredibile, tutto calcolato, la nostra redazione sono in 44 che scrivono al minuto cosa dobbiamo fare ogni secondo. Adesso la scaletta preparata dai 42 redattori mi dice che dobbiamo chiedere ai ragazzi cosa abbiamo visto e cos'è questo luogo. Sì, il video che abbiamo visto è il video di Progetto Manifattura, che va a spiegare lo stato di fatto del progetto e invece la visione futura. Come avevo anticipato prima, Progetto Manifattura è un incubatore di aziende green e è fondamentalmente sviluppato in 3 macro blocchi. Il primo blocco è delle aziende che sono ancora in fase embrionale, quindi l'idea, poche risorse e quindi tanta voglia di fare. Il secondo blocco comprende le aziende che invece sono già produttive. Noi come Indea siamo all'interno di questo blocco, quindi aziende che già hanno un prodotto, aziende che già producono ricchezza e fatturano e pagano le tasse. E il terzo blocco il terzo blocco invece è ancora in costruzione e prevede la costruzione col metodo LEED, che è molto sentito in quelle zone, quindi sempre ecosostenibile queste cose, di laboratori che saranno aperti al pubblico con anche manifestazioni, un giardino pensile, proprio per proprio per andare in controtendenza rispetto a quello che è sempre stato manifattura, che è una cosa chiusa, gestita da una multinazionale, che è sempre stata proprio appunto un ermetico rispetto all'esterno, verrà proprio aperto per dare la possibilità alla popolazione, ma non solo ai residenti, ma anche a tutta Europa appunto, di poter accedere a questa opportunità, se vogliamo, per tutti quanti. Roberto, volevi aggiungere qualcosa? A parte, visto che tu prima hai nominato Facebook, a questo punto se possiamo segnalare sia la pagina di Progetto Manifattura che la nostra pagina di Revo, che non guasta. Diciamo che il progetto è molto interessante sia per quello che diceva Alberto e anche perché essendoci tante aziende si crea network, quindi si collaborazioni, relazioni, si sviluppano cose insieme e la cosa è estremamente interessante. Quindi un grande network creativo fondamentalmente, mi viene da dire. Creativo e anche tecnico soprattutto, perché noi collaboriamo con delle aziende lì dentro per migliorare sempre di più anche quello che sono i nostri prodotti. Quindi anche tecnico. Ho guardato mentre parlavamo qualche slide relativa proprio a questo grande, come dire, incubatrice, non so, mi viene da usare questo termine. Sì, e poi si uniscono le competenze, vengono creati anche degli eventi per cercare di familiarizzare con altre aziende, per unire proprio, per creare sinergia tra le varie aziende, e questo è estremamente interessante. È una cosa che è un po' in controtendenza con la visione italiana che l'azienda è un orticello. Individualista. Esattamente, ognuno coltiva il proprio orticello, mentre lì si tende a condividere, a voler crescere insieme. È il futuro anche. È il futuro, esatto, non possiamo sicuramente pensare di... La cosa che notavo anche in questa piccola cosa che noi facciamo, però, è una condivisione di beni e di storie, per cui io ogni volta vado a casa con delle cose, adesso quando verrò a Bolzano, verrò a trovarvi, io saprò cos'è la corona dell'avvento, saprò qual è il vostro vino, come si fa lo spec, 6 mesi per metterlo in tavola, e quindi vedi... Sai cosa? Anche un'altra cosa, che molti sostengono che adesso per uscire dalla crisi dobbiamo fare delle imprese molto grandi, che il piccolo non è più bello, invece non è vero. C'è un mio amico che dice, se a Val d'Obiadene allora a Val d'Obiadene ci sono 400 cantine. Ci sono 400 Mercedes che girano. Se ci fosse una sola cantina, quante Mercedes ci sarebbero che girano? No? Per dire, è proprio la natura del nostro territorio, no? Anche imprese piccole purché messe in rete insieme, però. Sono una forza straordinaria. Infatti anche noi cerchiamo sempre di collaborare sicuramente all'interno di Progetto Manifattura, ma anche con aziende all'esterno, insomma, del progetto. E è proprio fa parte della nostra filosofia quella di coinvolgere, e sia sempre da imparare, no? E proprio recentemente anche ricevere comunque delle critiche costruttive, certo. Dove appunto secondo noi è molto importante come noi possiamo criticare sempre in maniera costruttiva gli altri per quello che fanno. È un modo per crescere, per condividere e crescere, esattamente. Benissimo, io ragazzi direi che a questo punto potremo intanto abbiamo su questo tavolo i prodotti dell'Alto Adige. Allora,
ma questo era scritto, È bellissimo. era scritto perché i 49 relatori mi hanno scritto di fare questa cosa. 49, prima erano 42, adesso sono diventati 49. Si è aggiunto anche Igor Sperandio. Ok. Allora, cosa ascoltiamo? Un pezzo dedicato al nostro bello e bravo conduttore col fondotinta, un pezzo scritto nel 76 dalla Steve Miller Band che si intitola, poi dal titolo spero tutti capiscano perché lo dedichiamo a te. Scusa, non ho detto giovane però. Bello, bravo, col fondotinta e giovane. Ah, è giovane. E vecchio dentro. Ah, è vecchio. Ah, giovane fuori, vecchio dentro, esatto. E dal titolo capite, spero voi possiate capire perché lo dedichiamo a te, caro Ma perché Leo. dire così tanto? Perché... Vabbè, sono curioso. Ok. Il titolo è The Joker. Some people call me the space cowboy. Some people been so long. Some people call me Maurice. Right, and move on. 'Cause I'm a big guy, I'm no fun when I'm a sinner. Baby, music is a song. I'm a yoga, I'm a midnight yoga. Get my loving on the run. Bravissimi! Allora, ho capito perché appunto era dedicato a me. The Joker significa intelligentissimo, no? Esatto, L'intelligente, The Joker. Giovanissimo e bellissimo. Ok. Allora, mentre mi cadono i pezzi di specchio dalla bocca, cosa un po' maleducata, Beata tu che puoi mangiare. con me quella storia là, siamo pronti a lanciare una piccola pausa. Torniamo fra poco alla Zanzega. Eccoci rientrati, io ovviamente, non perché sono un ruffiano, però ringrazio i ragazzi in regia perché, caro Ivo, li sottoponiamo ogni tanto a degli stress psicofisici, vero? Sono sempre pronti, prontissimi. Sì, però non sanno bene come gestirci molte volte. Grazie ragazzi che siete bravi con i pulsanti là dietro, evviva, 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 siamo alla Zanzega! La Zanzega! Tony in regia, tutto a posto? Bene, possiamo continuare. Allora, care le nostre ragazze, andiamo a vedere cosa diavolo c'è su quel tavolo. Ci spostiamo perché avete portato un po' di cose, anche queste, non solo i formaggi e lo specchio, abbiamo visto, ma altre cosine. Cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo due dolci. Questo è riconoscibilissimo. Lo strudel. Lo strudel. Esatto. E poi un dolce che invece è tipico del periodo dell'avvento, del Natale, delle feste, che è il Zelten. Si chiama Zelten, è un tipo di pane alla frutta molto arricchito, infatti è fatto con frutta secca, decorato poi sulla parte Quindi sono un dolce molto calorico, presumo, no? È un pane molto ricco, viene proprio creato in questo periodo di feste, quindi dove si mangia in abbondanza, e la caratteristica di avere questa frutta secca nel passato rappresentava anche la ricchezza di chi poteva permettersi questo pane, quindi più frutta secca c'era all'interno, più quindi i nobili, rispecchiava, diciamo, esatto, i quanto proprietari terrieri, quant'altro, quanto potevano feudi, permettersi. feudatari, Esatto. quello che è. Possiamo anche eventualmente poi dopo Assaggiarlo. assaggiarlo un pochettino a conclusione. Vedo che i ragazzi della al merenda. tavolo annuiscono, si dice, Ivo? Bravo. Ecco, annuiscono, quindi hanno voglia di assaggiare. Alberto, hai voglia di assaggiare? Assolutamente sì. Benissimo, anche perché insomma poi ci darai anche il tuo giudizio sulla bontà, che sicuramente sarà eccelsa di questo prodotto. Scusami, ti ho per la 50esima volta, ma c'era scritto sul mio copione, i 59 redattori della trasmissione mi hanno scritto interrompere Alessandra e Martina. Va bene, andiamo avanti, scusami. Comunque si può mangiare anche dopo le camminate in montagna perché è energetico, dunque ti dà
energia, no? Quando cammini, se non vuoi portarti i panini che ti appesantiscono lo zaino, ti porti una cosa così e poi te ne botta di mangi. zuccheri. Esatto. Io mi ricordo quando facevo le passeggiate con l'ADS, gli amici Domenico Savio dell'Oratorio Don Bosco, che saluto, di San Donà di Piave, dei salesiani, andavamo a fare i campi scuola in Val di Fassa, Nel Trentino, quindi? in Trentino, e andavamo con queste bellissime montagne, il Violet, eccetera, eccetera, le Dolomiti, poi patrimonio dell'umanità, e ci facevano mangiare sempre a rifugio proprio lo strudel, mi ricordo, e la grappa, nonostante avessi 14 anni. Poi i risultati di quelle esperienze fatte tra l'altro da educatori salesiani sono queste, quindi è tutta colpa dei miei educatori salesiani. Anche in Tirolo si dice che nel Sud Tirolo si dice che quando si fa uno sforzo in montagna si arriva a rifugio e cosa si fa? Si beve un bicchierino di grappa. Perché dà una botta di calore, dicono no? che sì, improvvisamente bevendo la grappa tutte le fatiche vengono Spariscono, attenuate, ecco. Io la uso che mi dà raffreddore, ma chiedo a Alberto, mettendo in seria difficoltà la nostra regia, chiedo a Alberto se tu hai mai saputo, io ho sentito questa cosa, il 10° di grappa, che la mattina i contadini si danno Allora, una in pacca di Trentino vita. ricordo che mio nonno, che ha combattuto con gli Asburgo, si beveva sempre il caffè col vino, no? Col col vino vino rosso, rosso, no? E poi, però il caffè corretto è un rito straordinario, perché col caldo del caffè la grappa esalta il proprio aroma. Quindi ci sono dei cultori del caffè corretto che... Io bevo sempre la grappa a parte. Anche non salesiani che Certo. però apprezzano. No, mi ricordo perché c'era a questo punto era un laico che era però, si chiamava Beppi Arvoti, che saluto se capiterà di vederci, che proprio ci faceva bere un po' di grappa quando eravamo a quote molto alte, a 2800-3000 metri, giustamente perché dava una botta di calorie e quindi probabilmente non era assolutamente, voglio dire, un incentivo all'alcolismo, ma diciamo che però lì ho cominciato ad apprezzare proprio la bontà di queste cose. Detta questa scemenza, che però è vera, continuiamo, scusami, ti ho interrotto ma i 63 redattori mi hanno scritto di interrompere e dire del mio incipit alcolico. Vabbè. C'è l'altro dolce? Questo è lo strudel. Questo è esattamente lo strudel, è il tipico dolce che si può mangiare sia a merenda che a fine pasto, quindi è proprio un simbolo di quello che è il dessert in Alto Adige. È fatto ovviamente con le mele, quindi all'interno abbiamo questo ripieno di mele, cannella, pinoli, uvetta. Anche qui c'è poi una scuola di pensiero diverso, c'è chi utilizza la pasta frolla, c'è chi utilizza la pasta sfoglia per fare lo strudel, e anche per il ripieno ci sono diverse tipologie, tecniche. C'è chi magari lo preferisce più aromatizzato, quindi usa più spezie, chi invece tiene semplicemente le mele con un po' di zucchero, un po' di pan grattato, e uvetta e pinoli. Però è il dolce, diciamo, per eccellenza. Restando in tema di montagna, abbiamo le erbe aromatiche, quindi tutto quello che dai 500 metri di altitudine in su cresce come pianta, profumi come straordinari, erbe. tra l'altro. Sì. Che troviamo poi ancora ripetuti a fianco nei formaggi, perché abbiamo anche in questo caso un formaggio alle erbette. Affinati o sì, proprio... Quindi proprio vanno ad essere inseriti all'interno dei prodotti caseari tutte quelle che sono le varie possibili combinazioni. In questo caso abbiamo un formaggio alle noci e un formaggio alle erbette, che dopo continuiamo ad assaggiare nella nostra merenda. La zanzega, la TV che ingrassa. Volevo sottolineare una cosa che forse è importante, che tutti i prodotti dell'Alto Adige sono particolarmente saporiti per via del clima che noi abbiamo. È un clima un po' particolare perché di giorno è caldo e di notte c'è un'escursione termica elevata, e è quello che dà quel colore rosato alle mele golden, che dà quel caratteristico gusto anche al vino,
perché chiaramente l'uva e i chicchi non marciscono, perché rimangono belli compatti e quindi quando si vinifica sono dolci, un po' aciduli però, è quello che dà un buon gusto alle erbe e al latte, perché chiaramente le mucche mangiano l'erba e quindi anche il latte ha un gusto un po' particolare. Fantastico, fantastico. C'è una storia straordinaria sul formaggio affinati in fieno oppure nella vinaccia, e questo viene proprio dal fronte del Piave, perché racconta la storia, i vecchi raccontano che i formaggi affinati in fieno sono nati proprio per la necessità dei contadini di nascondere il formaggio dai soldati austriaci della prima guerra mondiale, poi tiratelo fuori quando i soldati se ne erano andati, avevano scoperto che questo formaggio aveva un gusto straordinario, così nella vinaccia, no? Per non farlo scoprire. E lì è nato l'embriago e il formaggio affinato in fieno. Quante ne impariamo, porca miseria, ogni volta. Allora, caro Ivo Gallo, tu sei qui in studio, non hai ancora mangiato nulla perché poi ti viene sete, no? Esatto. E quindi alla fine trasmissione facciamo un disastro. Detto questo, non sei qui, quindi non mi hai combinato nessuna sortita al di fuori delle nostre mura dello studio? Questa volta io e il mio buon amico Paolino, che è qui tra l'altro. Esatto, è qui, è sempre, non si vede ma non c'è. Si vede ma c'è. Un po' come Tony in regia, non si vede ma c'è. E non siamo usciti purtroppo o per fortuna, perché... Perché chi hai mandato? Cosa è successo? È andata una nostra collega, tra l'altro brava e bella, e quindi dico per fortuna. The Joker anche lei quindi? Significa brava, bella, intelligente, no? Dicevo. Sì, beh, circa. Se la quindi non c'è il canto del gallo? No, sono andato, abbiamo delegato Alice, appunto dicevamo brava e bella, e è andata su a Bolzano. Quindi non nel Paese delle Meraviglie, ma a Bolzano. Esatto. Okay. Bella questa, bella. Alice, allora... Alice nel Paese delle Meraviglie. Scusami, allora non c'è il canto del gallo, ma c'è il canto della gallina. No, dai, lei poverina, il canto della gallina no, anche perché lei è un usignolo, quindi questa volta ci sarà il canto dell'usignolo. Pronti? Allora, alla Zanzega guardiamo il canto dell'usignolo. Vai pure regia, fai quello che vuoi. Ciao Lele, buonasera anche ai tuoi ospiti in studio. Sono in piazza Walter, cuore pulsante di Bolzano, che quest'anno ospita la 23esima edizione dei mercatini di Natale, che sembrano davvero essere i più grandi d'Italia. E allora andiamo a sentire se anche qui in Trentino Alto Adige esiste la tradizione della Zanzega. Was Zanzega? Ich verstehe kein Wort. Non ho la minima idea. Una zanzera un po' incassata. Quello non lo so. Zanzega, tipo la ganzega? Lui lo sa, la zanzega no? Penso di no. Zanzega, in questo periodo anche. Non so. Voi di dove siete? Reggio Emilia. Noi la chiamiamo la sansela, che sarebbe poi una zanzara. Potrebbe essere una salsiccia? Quello non lo so. Questo è un Strauben, una buona cosa qua. Dolce conosco già perché faccio ogni giorno nuovo, quindi è un dolce molto molto tipico della zona qua, è un pane dolce fatto con burro, mandorle, marzipane e rume. Ci dica Zanzega. Das ist der Svizzera. Ich komme vom Oberwallis. Zara con una pega. Non lo so. È la chiusura dell'edilizia, della costruzione della casa. Quello non lo so. Da noi si fanno le feste in fine cantiere. Io lavoro in cantiere, quando finisce li fanno bene le feste. Zanzega. Buonissimo, lei è un artista. Lei è buonissimo. Però uno l'ha indovinato, quindi vabbè. Vi siete riconosciute nel Piazza familiare. Piazza familiare. Comunque chi rispondeva erano la maggior parte turisti, sì, a parte quelli con l'accento tedesco, quelli quello era locali, sì, a parte quelli che lavoravano. Sì. E poi io vi avevo chiesto anche fuori onda all'inizio, no, il discorso dei dialetti delle lingue sia dell'Alto Adige
in Trentino parlate l'italiano in Trentino e anche in Alto Adige, cioè a Bolzano e a Trento. Allora, a Bolzano gli italiani, diciamo la maggioranza degli italiani sono stati importati durante il fascismo, tra virgolette importati ovviamente. Un po' come Alberto e Roberto, li hanno presi su in una stalla della provincia di Venezia, insieme al formaggio. Il Trentino Alto Adige è entrato a far parte dell'Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale, ma di fatto gli italiani sono arrivati col fascismo, perché dopo la Prima Guerra Mondiale sono arrivati solo gli impiegati dello Stato con le famiglie, quindi non è che hanno influito più di tanto. Ricostruzione dello Stato che prevedeva che chi già avesse il mestiere dovesse formare gli altri, adesso lo dico in maniera molto... non volevo entrare su cose che poi... No, il discorso era che eravamo in Italia ma non c'erano gli italiani, per cui Mussolini ha importato... Italianizzato, diciamo. Sì, e non ci è riuscito comunque, perché l'Alto Adige è rimasto... su 380.000 abitanti 2/3 sono ancora di lingua tedesca e 1/3 di lingua italiana. Eine große Bier, ja, gut. Bene. Anche se la città di Bolzano di per sé ha la percentuale al contrario, quindi proprio la città ha un 70% parlanti italiani e il 30% Bolzano, poi... in quanto città, è molto più cosmopolita, diciamo, rispetto a... Sì, forse anche perché l'italianizzazione è iniziata da Bolzano, con la creazione della zona industriale, quindi di conseguenza per questo c'è sono presenza arrivati gli italiani forte. In massa. Ok, io lancerei una... Pronti? Lancerei una breve pausa. A fra poco con la Zanzega! Eccoci rientrati in studio, il tempo scorre inesorabilmente. Ragazzi, allora abbiamo portato un po', soprattutto di Alto Adige, su questa tavola, ma credo che ci siano delle vicinanze tra l'Alto Adige e la zona dove siete voi, insomma. Comunque montagne ce ne sono intorno. Come si sta da quelle parti? Si sta bene, noi parliamo di Rovereto. Rovereto è a una ventina di minuti dal lago di Garda, quindi diciamo che capita che delle sere lavorative, ovviamente dove la fatica però andiamo a fare qualche pizza, andiamo a prenderci qualche pizza sul lago di Garda, ma siamo anche... Riva del Garda, che è proprio... Riva del Garda è a 20 minuti da Rovereto e siamo a un quarto d'ora da Folgaria, quindi ci sono anche le piste da sci, quindi siamo in una posizione davvero strategica, per lavorare sicuramente e soprattutto. Ci sono due musei incredibili da quelle parti là. Tra l'altro a Trento c'è da poco il museo. Quello progettato da Renzo Piano, vero? Sì. Quante ne sa Lele Marcassa? Ma Renzo Piano che strumento suona? Alberto Basso. No, era per darti la parola. Certo. Sì, diciamo che appunto tutto si presta sia a lavorare in serenità, visto anche dove siamo, e poi anche insomma diciamo durante la sera, soprattutto nel periodo estivo, con la vicinanza appunto a località che sono turistiche, splendide. Sì, è molto molto bello. E quindi questo può in qualche maniera aiutare anche la vostra ingegnosità a produrre e a brevettare qualcos'altro. Avete qualcosa in cantiere che non si può svelare, oltre alla produzione che dicevate poc'anzi che sta per entrare in... Vabbè, Revo è già in produzione e già lo trovate... Come sta andando? Sei contento? Sì, molto bene, perché stiamo riscontrando proprio pareri molto positivi sia dal cliente finale, che è comunque, noi la chiamiamo la signora Maria, perché comunque è il proprietario di casa che installa un impianto innovativo, ma anche dagli operatori del settore. Noi abbiamo anche un business con altri business, quindi partnership sia tecniche che commerciali con altre aziende che comunque sono nel settore da molti anni, e siamo molto contenti. Con la nuova gamma che presenteremo nel 2014, secondo noi faremo ancora di più rumore, e non solo in Italia, tant'è che andremo in ferie anche all'estero nel 2014. L'obiettivo è quello di esternalizzare. Abbiamo già fissato delle date in cui andremo all'estero proprio con fiere internazionali, tra l'altro sempre finanziate dalla regione. Diciamo che la provincia autonoma ci aiuta anche in queste iniziative, e questo è una cosa, diciamo, per un'azienda in fase di start-up è una cosa fondamentale, perché ovviamente ha bisogno, qualsiasi aiuto arrivi è sempre molto utile per... Quanti anni avete voi ragazzi? Scusate se ve lo chiedo. 21 io. Io 18. No, guardate, dei subito post adolescenti cosa combinano in giro per l'Italia e per il mondo. E questo è un vanto, perché è il momento, insomma,
dei 30-40 anni, anche a livello Infatti politico. 40 comunque però, diciamo, Voglio dire, questo è il momento che ci devono lasciare fare qualcosa, perché altrimenti sto paese, ragazzi miei... Non so se tu, Alberto, che formi i giovani, sei d'accordo. Sono d'accordissimo. Sei d'accordissimo. E se dovessi consigliare ai nostri baldi imprenditori qualche piatto cucinato che può rispecchiare un po' le tradizioni per esempio, montane, adesso che c'è Natale c'è un piatto straordinario che unisce la tradizione italiana con quella trentina, sono le tagliatelle con lo speck e l'arancio. Ve lo consiglio assolutamente. Lo speck ce l'abbiamo. Lo speck ce l'avete, l'arancio si fa presto a trovare, spadellate le tagliatelle con lo speck e un po' di panna e poi succo d'arancio. Quindi anche facile da fare. Straordinario. Anche facile da fare e straordinario. Poi ci sono i miti della cucina, sono i canederi. Ah, che buoni. E lì sui canederi però ci vuole tanta esperienza. E pazienza. Perché i canederli non sono un piatto per cui si legge la ricetta e si fanno, esigono una manualità e una capacità di dosare la consistenza del canedero, che quando viene messo nel brodo deve stare intero, ha però la morbidezza, deve avere la consistenza di un fiocco di neve. Ecco, così ho detto. Bravo. E poi ognuno ci mette un po' quello che vuole, oppure c'è uno standard per fare questo piatto? No, non c'è uno standard, diciamo che però il pane raffermo nel latte con lo speck delle erbe, questo è una base comune, poi si può mettere la salsiccia, altre eccetera. E si consuma col brodo o anche senza, vero? Sì, diciamo che, non so se siete d'accordo, ma diciamo in Trentino Alto Adige il piatto è col brodo, sì, no? Prevalentemente, e infatti è un piatto invernale. Poi di carne, sì, poi ci sono i crauti, allora i crauti sono più trentini, no? La Val d'Agresta è la patria dei crauti, oltre che della grappa, dove c'è il maggior consumo pro capite di crauti e di grappa, no? Vicino a Mori, proprio che citavi prima. Mori, sì. Però i crauti che si mangiano in Trentino sono più leggeri di quelli, Trentino e Alto Adige, sono più leggeri di quelli che si mangiano a volte in qualche... I tedeschi dici? Sì, vengono proprio cotti con l'acqua, quindi... Io consiglio di andare in Trentino e a Bolzano. E tra adesso anche tra Trentino e Alto Adige sono un po' diversi, sì, no? Sì. Perché in Alto Adige sono un po' più aciduli, esatto, invece in Trentino sono un po' più dolci. Esattamente. E poi per quanto riguarda i canederli sono d'accordo, sembra un piatto semplice ma non lo è per niente, perché deve essere molto leggero l'impasto, perché il problema è che molto spesso diventano come palle molto Che palle! Esatto. E questo non va bene, cioè non è così semplice fare i canederli. Assolutamente. E comunque ce ne sono tantissimi tipi, dallo speck al formaggio, agli spinaci, alle rape rosse, al grano saraceno, ma tu le al fai queste fegato. cose? No, scusami. Io li faccio anche, no, perché vado matta per i canederli, per cui ho imparato e non è facile. No. Sì. Anche tu? Certo. Noi siamo anche casalinghe. Ci vogliono anni e anni di esperienza per fare Ma io posso imparare a fare, buon mi devo applicare. Sì, sai stirare, quindi sarai anche in grado so fare degli ottimi bigoli in salsa, ma questo... Allora, ma poi il problema è che la cucina, come credo nella vostra attività, si impara moltissimo dagli errori che si fanno, no? E quindi il problema è appunto non è non sbagliare. Se non smanetti non combini niente. Esatto. Anzi, l'altro giorno commentavamo con i miei studenti, le robe che si imparano sono robe che sono sempre passate per un errore, e per cui l'errore acuisce l'attenzione, la rende... Nessun cuoco fa un bel piatto se una volta non l'ha sbagliato in modo clamoroso. Allora ci presta molta più attenzione e quindi alla fine riesce a diventare... Perché se ne sbagliamo noi abbiamo mosso un certo volano, è meglio magari pensarci 1000 volte, ma prima. Comunque generalmente sì, è così. È evidente. È chiaro che io posso mettermi a fare un canederlo, ci metto 2 anni e imparo, ma un pannello fotovoltaico la vedo molto dura. Allora, come la vedo dura anche a mettermi a imparare a suonare la chitarra, la mia, anche se ho 19 anni, ma non ho ormai più quell'elasticità mentale per imparare gli accordi. Ci ho provato qualche volta sempre all'oratorio, ma non ci sono mai assolutamente riuscito. Per questo esistono dei professionisti che lo fanno anche per me e per tutti noi, che ascoltiamo stravolentieri. Oh, grazie Lele. Rubo un attimo di presentazione, perché adesso se noi un pezzo di Louis Armstrong famoso, un pezzo del 68, poco prima che lui morisse,
che è What a Wonderful World, scritto proprio, visto quello che abbiamo detto oggi, scritto proprio quasi come invito ad amare questo bel pianeta, il nostro mondo e quindi la regione, la provincia, eccetera, eccetera, e il più possibile in maniera ottimistica e con uno sguardo positivo verso il futuro. Oltre alla presentazione del pezzo, approfitto, visto che sono passati solo 2 giorni, e di solito dedico sempre questo pezzo, per usare parole di un altro musicista, alla donna che ha preso la mia vita e ne ha fatto molto di più. Uela! Uela! E poi dedico. Anche, se non sbaglio, tra l'altro, a sto punto diciamole tutte, lei ti aspetta, credo, perché c'è un compleanno o sbaglio? Esatto, lei il 12 li ha fatti, io il giorno prima, è che lei ne ha fatti 8 meno di me. Io ne ho fatti, mercoledì ne ho fatti esattamente 40. Buon per te che insomma è più giovane. Sì, esatto. No, nel senso buono. Anche perché sennò mi licenzia. Mia fidanzata ne ha 58, ma io non sono per niente infelice di questo. Cioè, qual è il problema? Di cosa stiamo parlando? Gaina Veccia fa buon brodo, come si suol dire. Ok. A voi l'arte. Trees are green, red roses too. I see them bloom on me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Drop of rain, baby in the sky. Songs on her face here, on her going by, and she cries, she can't say, how do you do? And you really say, I love you. Right, watching grow, out of my soul, that I ever know. Bravi ragazzi, grazie. Grazie. Poi ci sta anche questo brano positivo e come dicevi per l'avvicinarsi inesorabile e giusto alla festa del Natale, quindi si sposa proprio quel periodo. Allora, io direi che è il momento di fare un piccolo break, quindi a questi 64 redattori mi hanno scritto che in questo momento dovevo lanciare la pausa con il jingle dei nostri ragazzi. A fra poco con la Zanzega! La Zanzega, la TV che ingrassa, è ancora in onda in questo sabato. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che siamo in onda anche la domenica pomeriggio, in intera rete ovviamente, e solo per il Friuli Venezia Giulia c'è un appuntamento sempre in replica il mercoledì sera alle 21. Questo per inciso. Vi chiedo, se avete voglia di approfondire e vi perdete le puntate, le trovate pubblicate sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, trovate le puntate già andate in onda, ovviamente la qualità è inferiore perché è un registrato via web, quindi non è in Full HD come si suol dire, volevo tanto dirla sta cosa del Full HD, e adesso ecco, è la messa in onda della televisione, tipo adesso non basta, non voglio entrare in cose che non conosco, se di là staranno ridendo come dei matti, vabbè. Detto, e stanno aspettando che noi finiamo per finire le cosine, ma noi voglio dire li precediamo e non lasciamo assolutamente nulla al comparto tecnico, perché va così. C'è chi ha delle priorità, chi ha delle opportunità maggiori, in questo caso io e i miei ospiti. Quindi. Detto questo, prima di arrivare alla chiosa finale di questa puntata bellissima, spero, della Zanzega, io chiedo a Martina cosa sono questi Krampus. I Krampus sono una figura che può incutere terrore, anzi deve far paura.
Sono questi personaggi... Mi stavo incrappuzzando. Sono questi personaggi che in corrispondenza del solstizio invernale danno libero sfogo al loro spirito cattivo, al loro spirito animale, quindi attraversano i paesi e vanno appunto nei villaggi vicini. Ecco li quali vediamo anche mentre tu ci racconti. Passano per le vie del paese per far paura e per una volta all'anno sfogare quello che è la loro parte diabolica più infernale. In realtà questa figura esiste proprio... Krampus Marcas! Proprio in corrispondenza di San Nicolò, che abbiamo visto prima nelle immagini, e è invece colui che porta i doni, sconfigge i Krampus. Questo è più un porcus che un Krampus, scusami. Sconfigge il male, porta i dolci ai bambini. E quindi abbiamo questa tradizione di San Nicolò che porta i doni ai bambini, porta dolci e caramelle e in genere nei vari paesi si vede prima la sfilata dei Krampus, dopodiché San Nicolò riesce a tenere a bada questi spiriti maligni e li fa uscire dal paese, quindi li accompagna proprio e li allontana dal paese. È una festività che può far paura, come dicevo prima, proprio perché il Krampus si spaventa, cioè, voglio dire, quando vede me... È quella la parte proprio più tipica, più tradizionale, ovvero che questa figura nella sua tradizione sia rimasta così, quindi non bisogna pensare di adattare la tradizione, no, se no altrimenti... Esatto, e trasformarlo invece in un evento. No, quello è l'obiettivo proprio principale, quello di... Da salvaguardare esatto. Questa... E quindi se non sbaglio, credo che questo succedesse in tutte le zone altocollinari o montane, c'erano sempre queste figure nelle storie, nelle leggende, almeno questo se non sbaglio, per spaventare i bambini affinché non si recassero nel pericolo, quindi in mezzo al bosco, vicino a un dirupo, quindi mi viene in mente il Barbazucon nelle parti del Cadore, che era questa figura sempre ovviamente brutta e cattivissima, e non The Joker come lo sono io, quindi bello, intelligente, profondo tinta e vecchio dentro. Mi viene in mente il Mazzariol, se non sbaglio, un'altra figura, una specie di elfo vicino alle zone del Montello, sempre per incuotere questo timore affinché i bambini non andassero nei pericoli della montagna, delle colline, eccetera, eccetera. Va bene, allora, detto questo, ti volevo chiedere, Alessandra, due motivi, però fondamentali, per visitare la tua terra. Se tu dovessi dare un consiglio, vedi, io sono a 2 ore e mezza di strada dalle tue zone e non ci vengo mai, perché dovrei invece venire? Perché è una zona che coniuga due aspetti, l'aspetto italiano e l'aspetto tedesco, la storia italiana e la storia tedesca, la cultura, il cibo, le tradizioni di tutti e due i gruppi linguistici. Io penso sia l'unico posto in Italia dove si può trovare normalmente per strada gente che parla 2 lingue. E io faccio la guida e ogni volta che ho gruppi italiani mi dicono che bello, è bellissimo qui perché si respira un fleur tedesco. Quando ho i gruppi tedeschi mi dicono che bello, è bellissimo qui perché si respira un fleur italiano, quindi sono presenti entrambi. Sì, io direi è una... Anche ha tante storie, quindi diverse, ma che unite insieme in questa terra molto bella. Io penso che sia l'unica in Italia, l'unica provincia dove abbiamo insieme questi due aspetti. E poi naturalmente un motivo in più per mangiare tutto quello che abbiamo mostrato prima. E che è quasi finito, questo per la regia. Alberto, un consiglio che dai agli adolescenti, ai giovani, che insomma tu ti interfacci quotidianamente, però visto il momento storico e visto la bellezza delle 3 Venezie, ecco io ti do questa cornice, che consiglio vuoi dare? Perché vorrei che arrivasse qualcosa ogni tanto a chi è più giovane di noi, prima che parta per l'estero, fondamentalmente. Sicuramente di aver fiducia nella tradizione e quindi anche in quelli che sono i maestri, perché non si impara nulla se non attraverso dei maestri, quindi aver fiducia e aver coraggio,
proprio, aver voglia senza paura di sbagliare, aver voglia di provare, perché ancora i giovani di oggi hanno tanta energia dentro di loro, spesso sono gli adulti che non hanno il coraggio di sfidare i giovani, spesso noi lasciamo che i ragazzi, per esempio nella mia scuola, gli diamo degli ingredienti e che i ragazzi provino, si lancino, provino a fare dei menù, perché portano sempre una ventata, e quindi ragazzi non abbiate paura, rischiate, si sbaglierà, ma verranno fuori robe bellissime. Il Canederlo prima o poi viene fuori. Il Canederlo prima o poi si riesce a fare. Ecco. Allora, allo stesso tempo chiedo a Roberto e Alberto un consiglio che voi date a chi ha qualche anno in meno di voi, perché voi siete intanto vi sto mostrando la copertina del bellissimo libro di Alberto Raffaelli, eccolo qua, una storia ambientata e creata intorno a questo meraviglioso luogo, misterioso ma affascinante, che è l'Osteria Senz'Oste. Un consiglio, perché voi siete rimasti qua, cioè siete dal Veneto orientale, vi siete spostati poco più su in Trentino, e quindi il consiglio che voi date a chi ha delle idee come voi, chi ha voglia di fare, cosa vi sentite di dire? Io diciamo che continuando il pensiero di Alberto, io direi di avere fiducia soprattutto. Avere fiducia significa credere nelle proprie idee. Se uno ha un'idea con la fiducia, con un po' di buona volontà, ci sono delle opportunità da cogliere, tipo quello offerto dal progetto Manifattura, che aiuta molto le aziende, le iniziative in fase di start-up a consolidarsi. Quindi direi perseguire le proprie convinzioni, i propri credo, perché alla fine insomma chi la dura la vince, quindi anche nel mondo del lavoro bisogna essere molto determinati. Alberto, sei sulla stessa lunghezza d'onda, esattamente. Quindi si può fare se ci si crede veramente, certo, no? Anche in questo paese Italia. Sì, sicuramente. Assolutamente. Cioè, mi dispiace vedere che c'è questo ormai diventato uno standard, luogo comune, che a 20 anni, a 19 o prima poco prima di iniziare l'università o appena finita la laurea bisogna per forza cominciare a guardarsi verso paesi esteri, eccetera. Noi siamo in trincea, questo è vero, però dobbiamo regalare qualcosa, è il nostro momento per regalare noi qualcosa a questo paese Italia, e quindi abbiamo dei prodotti meravigliosi, straordinari, delle terre incredibili. Il turismo dovrebbe essere un filo conduttore di tutto e portare quasi una prima industria nel nostro paese. Abbiamo menti che lavorano come dei matti e brevettano, creano, perché l'italiano è un creativo e se ha voglia di fare ed è creativo ne escono dei risultati incredibili. Questo è il bene che noi abbiamo e dobbiamo sfruttarlo. Abbiamo della gente che noi scherziamo, ridiamo eccetera, che invece si occupa di cose un po' più ludiche, però che sono cornice fondamentale per rendere le cose piacevoli. Ricordiamo che se avete qualche indirizzo telematico, informatico, diciamolo pure. Abbiamo la pagina di Facebook, abbiamo il nostro sito internet che è indeaweb.it. Là ci sono tutti i contatti. E sicuramente possono dare dei consigli a chi ha voglia di fare, per cavalcare anche l'esperienza di chi l'ha già fatta. Certo, e poi tutti i contatti del progetto Manifattura, anche lì insomma basta cercare in internet e si trova subito. Direi di invitare anche se sono dei ragazzi anche che sono appena usciti dall'università, che hanno delle idee interessanti. Confrontatevi. Esatto, di venire in Manifattura, che trovano disponibilità e massima apertura per realizzare, diciamo, i loro progetti imprenditoriali. Bene, Alessandra, voi avete qualcosa dei riferimenti web, Martina? Sì, noi abbiamo la pagina Facebook dell'azienda di soggiorno. Cioè scrivere su cerca cosa? Azienda di soggiorno Bolzano. Azienda di soggiorno Bolzano. Sì, in alternativa abbiamo l'aggiornamento praticamente quotidiano sempre su Facebook della pagina dedicata al mercatino di Natale, quindi il periodo dell'avvento di cui parlavamo prima. E in alternativa al sito di Bolzano www.bolzano-bozen.it www.bolzano-bozen.it Andiamo a farci un giro? Assolutamente, poi parlando dei crumbs, mi sono venuti di quei crumbs dalla fame. L'ironia di Gallo! Facciamo un brindisi su qualche nota. Voi facciamo un brindisi, ci salutiamo mentre brindiamo con i nostri ospiti. Ringrazio Alberto, Martina, Alessandra, Alberto, Roberto e la band con Ivo Gallo. La Zanzega torna la prossima settimana in diretta e domenica in replica. Evviva! Ciao a tutti! Zanzega, ciao!